un lavoro sugli antifascisti italiani che hanno partecipato negli anni 30 alla guerra di Spagna e che successivamente, dopo varie traversie, sono confluiti nella resistenza italiana. Quindi diciamo per la prima volta cerchiamo di mettere insieme i collegamenti che uniscono la storia dell'antifascismo militante e combattente dalla guerra di Spagna fino alla liberazione del 1945, nell'arco di questo decennio cruciale per la storia non solo italiana ma europea. È un web doc, cioè un documentario che si trova sul web, non è un lavoro lineare, nel senso non è un filmato che va dall'inizio alla fine come i filmati tradizionali, ma essendo un lavoro per il web è diviso in diverse pagine, in particolare in 5 pagine e 5 capitoli. Ogni capitolo è dotato di vari filmati e altro materiale ipertestuale, tra cui mappe interattive, PDF e filmati extra. La particolarità del lavoro, dei filmati che vi ho fatti è che sono tutti realizzati esclusivamente su interviste a storici attuali che interloquiscono in qualche modo con delle interviste d'epoca nel senso ovviamente del dopoguerra, quindi generalmente sono degli anni 80-90, con i combattenti di Spagna e della Resistenza ancora in vita. Quindi diciamo è un racconto di quegli anni fatto dai protagonisti, di coloro che hanno combattuto in quegli anni, e con delle parti di approfondimento realizzate da degli storici attuali che sono in grado di attualizzare in qualche maniera i discorsi fatti da queste persone.